Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per rispondere un po' alle vostre domande, dato che ultimamente mi avete veramente tartassato di domande. Allora, la domanda principale che mi avete chiesto è: Kai, farai il Town Hall livello 11? Allora, la mia risposta è questa, ragazzi. Io, dato che attualmente sono un Town Hall livello 10 totalmente, ma dico con fierezza, totalmente maxato, tranne i maledetti muri e 2-3 livelli per gli eroi, sono praticamente prontissimo per Town Hall livello 11. Mi avete chiesto anche qualcosa del tipo: Kai, farei una tipo Road to Town Hall livello 11? Sì ragazzi, e mi avete chiesto se gemmerò questo maledetto Town Hall livello 11. Non lo so, sono veramente indeciso perché se mi mettono il Town Hall livello 11 alla sua uscita diciamo facciamo metà novembre e io a dicembre devo scalare, non lo so. O ritardo la mia scalata o mi obbligano a gemmare, perché a coppe elevati là quasi tutti c'hanno scale e gemmano. Ora vi faccio vedere questa screen che ho trovato su Facebook, dove dice che ci sarà una terza inferno, altri 25 pezzi di muri, altre 2 miniere di Elisir e oro e quel coso di Falco e quel nuovo eroe. Se metteranno veramente così tanta roba mi sa che sono obbligato a gemmare, se no non sarò allo stesso livello degli altri player in classifica. A parte questo, andiamo a rispondere a altre domande. Allora, Raffaele Moretti ci chiede: Kai Vlog, hai mai pensato di rubare la ragazza a Fede Ronzo? Allora, non so sinceramente se Ronzo abbia la ragazza, ma potrei rubargli Rossella. Andrea Bisacco ci chiede: Kai Vlog, storiella, c'era una volta, Kai se volta casca una soppa, Kai se coppa ma el se rialza, e el vede un 100% e che vien mal de panza, ma el gonfia de speranza, el se rilassa. Kai, ti stimo, sono veneto come te, ma io sono giapponese, scherzavo, veneziano. Ciao Andrea, grazie per la storiella in dialetto molto simpatica. Ecco, per chi non sapesse, io abito nel Veneto, in provincia di Rovigo. Paolo Nigri ci chiede invece: Kai Vlog, qual è la tua città natale? Se intendi per città natale dove sono nato, io sono nato un pochino più a sud rispetto al Veneto, sono nato in Umbria, precisamente a Perugia. Francesco Donofrio ci chiede: Kai Vlog, un muto dice a un sordo che un cieco li sta guardando. Che cazzo? Giuseppe Moscato ci chiede: Kai Vlog, qual è la tua serie TV preferita? Allora ragazzi, la mia serie TV preferita l'ho finita di guardare un po' di tempo fa, 5-6 mesetti fa, neanche tanto tempo fa, ed è Breaking Bad. Mamma mia ragazzi, quella serie là merita veramente di essere guardata dal primo all'ultimo episodio. Ogni cazzo di episodio ha un colpo di scena. Ok, basta con i spoiler. Se volete andate a guardarla perché è veramente una serie stupenda. Dato che io non faccio recensioni né su film né su serie televisive, mi sembra che una volta Yotobi aveva fatto una recensione su Breaking Bad. Se volete potete andarlo a vedere sul suo canale. Vitto Casamassa ci chiede: Kai Vlog, secondo te faranno nuovi tornei tra clan e potrebbero essere fatti in Italia? Se sì, ci andresti? Grande Kai. Allora, ciao Vitto. Vitto, se tu stai intendendo dei tornei tra clan come è stato fatto a Clashicon e riproporlo in Italia, c'è la speranza. Non dico che ci sia tanta speranza, ma c'è un po' di speranza. Allora ti faccio un esempio: molti youtuber spagnoli hanno molti più numeri di noi youtuber italiani che trattiamo Clash of Clan. Se youtuber spagnoli iniziano a fare richiesta tipo alla Supercell: possiamo fare un torneo come è stato fatto al Clashicon, per favore, è probabile, io penso, dopo naturalmente potrebbero fare anche inglesi, dato che Godson tipo c'ha 1 milione. Allora, probabile che il Supercell possa dire: ok, vabbè, fate sto torneo. Insomma, ogni youtuber con il proprio clan va a fare questo torneo e secondo me verrebbe fuori una cosa veramente molto carina. Ma dipende dalla Supercell. Thomas Nord ci chiede: Kai Vlog, come si dice in cinese? Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Kai. E sta frase qua ce l'ho qua dentro e me la sogno anche la sera. Un salutone da Venezia. Allora, ciao Thomas. 大家好，我是 Kai， 欢迎大家回到这个新视频。Ok, il mio cinese fa letteralmente cacare. Insomma, la mia pronuncia del cinese fa cagare. È come se prendete un italiano e lo spedite in Cina. Ecco, io e quell'italiano avremmo la stessa pronuncia. Ok ragazzi, per questo vlog è tutto. Come al solito spero che vi sia piaciuto. E vi ricordo che se volete fare una domanda per il prossimo Kai Vlog che pubblicherò
quando lo pubblicherò. Potete andare sulla mia pagina Facebook che è sotto in descrizione e lasciate un like alla pagina Facebook, e ogni settimana dovrai mettere un post con scritto Kai Vlog, mi fate le domande sotto e io lo prendo dai commenti e ragazzi, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, link sempre in sotto in descrizione, e anche sulla mia pagina Facebook come ho detto prima. E questo è veramente tutto e noi ci vediamo al prossimo video.